Secondo lei cambia qualche cosa anche in prospettiva delle prossime elezioni comunali a Venezia? La Lega non è mai stata così forte come in questo periodo, perlomeno negli ultimi 20 anni. Brugnaro non è più autosufficiente, come era successo 4 anni fa. No, Bugnaro deve, se vuole ricandidarsi, dovrà candidarsi con uno schema simile a quello di 5 anni fa, di 4 anni fa, dovrà ricandidarsi come candidato della Lega, è evidente. Se dirà così e se farà così, verrà ricandidato e probabilmente vincerà. Se non farà così, certamente la Lega lo molla, perché mai dovrebbe appoggiarlo. Come l'uomo che salva la baracca. L'altra volta era lui con la sua lista che salvava il centrodestra e gli permetteva di vincere, perché gli altri si erano suicidati, tra l'altro, perché in qualunque altro schema non sarebbe neanche mai candidato Brugnaro con altri schemi. Era il periodo in cui il Partito Democratico intendeva preparare il proprio suicidio, no? E quindi anche a Venezia è stato un laboratorio in questo senso. Ma oggi allora sì, era l'indipendente che salvava il centrodestra. Oggi gli ridono dietro se si presenta con questa maschera. Ecco, allora si deve presentare come il candidato della Lega. Si presenta come il candidato della Lega, vince a mani basse, tranquillo, beato pacifico. Se no dovrà cercare altre cose, dovrà cercare di fare una lista propria, con chi, con Forza Italia, con chi. Oppure, che ne so io, vado a Zingaretti e dice perché non facciamo una bella colla insieme, una bella lista Bugnaro e il Partito Democratico, che ne so, ma mi pare improbabile. Quella cosa probabilissima, se Bugnaro avrà voglia di fare il sindaco, è che andrà dalla Lega col vassoietto in mano gli dirà Lega cosa ci metti qua dentro? E la Lega gli dirà gli assessori, questo, quest'altro, lui porta via, porta a casa e esegue.